Allora, Mund, allora, da sempre l'essere umano è tormentato da grandi quesiti, no? Grandi quesiti tipo, esiste Dio, siamo soli nell'universo, cosa c'è dopo la morte, eccetera, eccetera, eccetera. E Mua, oltre a tutti questi quesiti, no, ne ha un altro, fermo vedere l'altro quesito, se noi bugiari dice che so bugiaro, eccolo qua. Qualche fenomeno dice che mi diverto solo se faccio fatica. So che qualche fenomeno dice che mi diverto solo se faccio fatica. Visto che qualche fenomeno dice che mi diverto solo se faccio fatica, visto che qualche fenomeno dice che mi diverto solo se faccio fatica, mi sono ricordato che qualche fenomeno dice che mi diverto solo se faccio fatica. Mi sono ricordato che qualche fenomeno dice che mi diverto solo se faccio fatica. Perché? Perché? Por qua qualche fenomeno dice che mi diverto solo se faccio fatica. Allora, sono venuto qua a meditare, fammi vedere qua se noi bugiari dice che so bugiaro. Guarda che roba, voglia santa felicità. Guarda che spettacolo, cazzo. Qua ci ho vissuto un mese dentro Shaggy, il mio furgone. Ciao Shaggy, gne. Ci ho vissuto un mese quando ho fatto la fuga, la grande fuga. Un mese fantastico, lontano da tutto, da tutti, in mezzo alla natura, aria pulita, sport, tranquillità, pace, serenità, come disse il grande Ivano, no? Un mese che mi è servito per spurgarmi da tutto e da tutti. E qua proprio mi sento a casa, no? Qua sento l'energia positiva, sento la magia di madre natura, qua mi arriva l'ispirazione, no? E qua mi sono ricordato della storia di Sisipo. Vi faccio vedere chi che è Sisipo, perché tante persone hanno in mente l'immagine ma non sa chi è. Eccolo qua. Sisipo era figlio di Eolio, il dio dei venti. Sisipo molestò gli dei, quindi Zeus, il capo della ditta dei Zeus, il presidente, condannò Sisipo a far fatica per l'eternità. In pratica doveva prendere una grossa pietra, no? Spingerla sulla cima di una montagna, però mentre si avvicinava alla vetta, no, la pietra rotoleava giù, quindi doveva ricominciare tutto, doveva ricominciare a far fatica, e quindi questa era la sua condanna, far fatica per l'eternità. Cazzo, quanto mi rivedo in questa storia, no? Ho pensato, ma visto che qualche fenomeno dice che mi diverto solo se farò fatica, no, e ogni volta farò fatica e mi diverto, e dopo devo ricominciare a far fatica per ridivertirmi, e dopo un'altra volta ricomincio a far fatica, avrò forse molestato gli dei? Allora, visto che a ogni soluzione che c'è un problema, ho pensato quasi quasi prendo Xina, non vi farò vedere Xina, un attimo, pubblicità. Non vi faccio vedere Xina perché dagli amici del Cicli Europa Cervellin a Cittadella che me la stanno mettendo a puntino, visto che c'è una bella steca la settimana scorsa, e insieme alla mia amata Xina tra pochi giorni andremo a chiedere spiegazioni agli dei, vedremo se abbiamo sbagliato qualcosa. Quindi signori, che sarà da divertirsi oltre 3000 metri di dislivello in mezzo a boschi, sterrato, sassi, sassoni, sassetti, sassolini, etc, etc. 3 giorni da selvaggio, cazzo. Mamma mia, te porti tutto io la camera d'aria del ricambio. Camera d'aria. Non mi porto io neanche le mutande del ricambio. Quindi signori, patate del mondo e au revoir. Mamma mia, quanta fatica che mi aspetta, che divertimento. Oh yeah.